Prossima gara saranno i 50 d'orso, esordienti ai femminili per la quinta serie. Alla 2 Gaia Zamariano, alla 3 Giada Bergamino, alla 4 Amanda Dotto, alla 5 Martina Perisnotto, alla 6 Matilde Mariuzzo, alla 7 Giulia Rosa Clais. Andiamo a seguire appunto Laszlo Chain, corsia 4 col miglior tempo di iscrizione, lui in testa 26,46 a 50 metri su Benjamin Graz 26,75 e Tobia Svaldi 27,33, Filippo Biasin 27,75. I primi tre nello spazio di soli 87 centesimi. Ricordiamo in questa distanza Laszlo Chain bronzo a Londra 2012 e argento a Pechino 2008 appunto nei 200 misti. 2 medaglie olimpiche in questa distanza per lui, ma siamo alla virata di metà gara. In testa Benjamin Graz 31,26, 32,50 per Laszlo Chain. Tobia Svaldi primo degli italiani 33,92, frazione rana lì tra le due corsie gialle gli atleti della nazionale ungherese. Alla 4 Laszlo Chain, alla 5 Benjamin Graz. Ancora 15 metri di rana per poi concludere con la frazione a stil libero 2,07,58 il record della manifestazione. Passaggio ai 150 metri, Laszlo Chain davanti al compagno di nazionale per 9 centesimi. Laszlo Chain 35,84, Benjamin Graz 36,88, quindi grandissima la rana di Laszlo Chain. Prova a resistere al rientro del compagno di squadra alla 5 Benjamin Graz. Andiamo a vedere i due atleti ungheresi, tutto un testa a testa Magiaro per questo finale. Laszlo Chain non vuole lasciare la vittoria al compagno di squadra e va al tocco col nuovo record della manifestazione 2,02,74 per Laszlo Chain. Benjamin Graz 2,03,17 a 43 centesimi dal proprio compagno nazionale. Primo degli italiani Tobia Svaldi 2,6,85 a 4 secondi e 11 dal campionissimo ungherese, quindi Laszlo Chain, Graz e Svaldi, questo sarà il podio con Laszlo Chain 2,02,74